Shock a Venezia, dove i ladri sono andati a caccia degli ex voto nella chiesa degli Scalzi. Si sono impadroniti di una bacheca, ne hanno rotto un'altra e poi le hanno abbandonate sempre all'interno della chiesa. Offesa alla devozione popolare, dicono i frati. 4 mesi dopo il devastante incendio che aveva distrutto la NEC di Monselice, azienda di lavorazione rifiuti plastici, i carabinieri arrestano 2 presunti responsabili, una coppia di marocchini. Hanno agito per vendetta. Raid di un gruppo di vandali e ladri nel cimitero di Salvarosa di Castelfranco, croci abbattute, foto e fiori rubati, lapidi imbrattate e vetri rotti, rubate anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza. I residenti esasperati chiedono più controlli. Una richiesta di asilo politico per motivi umanitari è stata presentata da una famiglia di nomadi a Vicenza, una vicenda che sta già accendendo discussioni e polemiche. Dal Bettone il sindaco Gio Formaggio tuona: non se ne parla, è un'indecenza. 5 anni fa era finito nei guai perché invece di lavorare andava in palestra e a farsi le lampade, ora c'è ricascato e adesso un dipendente comunale di Treviso, in base al decreto Madia, è stato sospeso e sarà licenziato. Terribile schianto nel Padovano a Curtarolo, camionista tampona con il suo tir una 500 e la scaraventa contro una Toyota che arriva dall'opposto senso di marcia, una donna in gravi condizioni. Scompare 84 anni il fotoreporter bellunese Beppi Zanfron, fu il primo ad arrivare il 9 ottobre del 1963 sul luogo del disastro del Vajont. Scompare un poeta dell'immagine, lo ricorda Luca Zaia. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali che apriamo con la cronaca di un furto che vede i ladri ormai non avere nessun limite, nemmeno in luoghi sacri importanti e storici come è la chiesa degli Scalzi a Venezia. Ebbene, un raid proprio in questo noto edificio sacro di Venezia, ladri che sono andati a caccia di ex voto, si sono impadroniti di una bacheca, ne hanno rotta un'altra e poi abbandonato tutto all'interno della chiesa. Lo shock tra i devoti, lo shock tra i frati. Sentiamo. Hanno spostato dall'altare della Madonna Nera una delle 2 bacheche con gli ex voto in argento. Quando si sono accorti che il valore degli stessi era modesto, i ladri l'hanno abbandonata in un altro settore della chiesa e sono fuggiti. L'hanno spostata, l'hanno aperta, hanno cercato qualcosa di valore, ma poi per il resto non ci sono stati grossi danni. Ecco, non ci spieghiamo, anche con la polizia ieri dicevamo, non ci spieghiamo il senso di questo atto. Un gesto in effetti inspiegabile. Gli ex voto sono tutti del secolo scorso. Il loro valore è soprattutto legato alla devozione dei fedeli. Andare a toccare proprio quegli ex voto, perché di questo si tratta, è come un po' toccare anche la devozione, il legame dei veneziani, anche da chi viene da fuori, il legame con la Madonna. Da novembre è la 3ª volta che i malviventi entrano agli Scalzi. Le altre 2 volte sparirono dalla chiesa un tabernacolo e alcuni preziosi dall'altare di Gesù Bambino. Chiese veneziane dunque sempre di più nel mirino. Nel mirino invece di una coppia di marocchini c'era a Monselice l'azienda NEC, l'azienda che trattava materiale plastico, che fu distrutta da un devastante incendio. Ebbene, ora i carabinieri hanno appunto individuato i responsabili che avrebbero agito per vendetta. Sentiamo. Operazione fuoco incrociato, la vendetta all'origine del rogo devastante che ha raso al suolo la NEC SRL di Viale Umbria a Monselice. Dopo 4 mesi sono stati incastrati ed arrestati gli autori dell'incendio: Bukra El Kahi, 35enne marocchina residente a Battaglia Terme, e Said Rabah, connazionale di 29 anni di Pernumia. Le fiamme erano divampate attorno alla mezzanotte dello scorso 4 ottobre. I vigili del fuoco avevano lavorato per un giorno intero per riuscire a domare il rogo che ha distrutto 3.000 metri quadri di capannone con danni da 3 milioni di euro. È emerso in prima parte, proprio dagli accertamenti primari di polizia giudiziaria, una serie di situazioni al limite della legalità e comunque che erano ovviamente prodromiche poi a un evento del genere. I 2 erano stati assunti e licenziati dalla cooperativa proprietaria dell'azienda. In particolare la donna sarebbe stata ossessionata dalla perdita del lavoro e avrebbe tessuto il piano coinvolgendo e convincendo lo spasimato
vigilante a fare il lavoro sporco, dar fuoco a tutto. Dagli accertamenti fatti sui telefonini è venuto fuori questa creazione di questo video dove insomma si vedeva la ditta che lavorava e poi la ditta che bruciava e i vari dirigenti. Sicuramente questo aspetto ha connotato bene, soprattutto da parte del giudice, una motivazione, ripeto, dolosa, molto intensa. Ed ora una vicenda che sta facendo discutere in provincia di Vicenza, nella provincia berica, la vicenda di una famiglia di nomadi originaria della Bosnia che ha inoltrato a Vicenza la richiesta di asilo politico. Tante le reazioni, tra le tante quella del sindaco di Albettone, Gio Formaggio, mai tenero con rom e nomadi. Sentiamo. Una richiesta di asilo politico per motivi umanitari è stata presentata da una famiglia di nomadi. Accade a Vicenza e ad inoltrare la pratica è stato un nucleo familiare che vive in un terreno di strada Nicolosi. Una vicenda che sta già accendendo discussioni e polemiche. La famiglia di origine bosniaca è priva della cittadinanza italiana e ha deciso di intraprendere un sistema in grado di garantirgli il permesso di soggiorno e la permanenza sul territorio nazionale. La questione è ora al vaglio della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tra le prime reazioni politiche in provincia di Vicenza c'è quella di Gio Formaggio, sindaco di Albettone. Già nell'aprile del 2015 aveva fatto piantare nel suo comune un cartello che vietava la sosta ai nomadi. Dover discutere di queste cose mi rabbrividisce. Dobbiamo cercare di fare pulizia, creare legge e ordine, perché dobbiamo lasciare un paese migliore di quello che abbiamo trovato ai nostri figli e di certo con queste iniziative non siamo nella strada giusta. Le pratiche dei richiedenti asilo sono uno dei nuovi fenomeni giurisprudenziali degli ultimi anni, uno dei tasselli che a colpi di migliaia di domande sta contribuendo ad ingolfare un'amministrazione della giustizia che in Veneto, come sottolineato nella recente inaugurazione dell'anno giudiziario, si è scoperta impreparata a fronteggiare l'emergenza. Non basta soltanto il lavoro che stanno facendo i magistrati per nulla, per tutti i ricorsi che fanno i clandestini in Italia al giorno d'oggi. Se cominciamo anche con i nomadi, non ci sarà più posto nei nostri tribunali per dare giustizia a imprese e a cittadini che meritano la precedenza. Ed ora cambiamo argomento, andiamo in provincia di Treviso, proprio nel capoluogo della Marca trevigiana. 5 anni fa era finito nei guai perché invece di lavorare andava in palestra e a farsi le lampade. Ebbene, c'è ricascato, era un vizio che evidentemente non aveva perso, c'è ricascato e adesso un dipendente di Casugano, ovvero del Palazzo Municipale di Treviso, è stato sospeso e sarà licenziato. Sentiamo cosa avrà da dire, però la strada, una volta confermati gli addebiti, è sicuramente quella del licenziamento. Pedinato dai vigili urbani fin dall'estate scorsa, sorpreso in più occasioni ad andarsene a casa durante l'orario di lavoro. Il 47enne Massimo Michelin, addetto alla manutenzione del comune di Treviso, è stato sospeso con provvedimento del sindaco che ha applicato così il decreto Madia. Nel 2012 era finito nei guai per lo stesso motivo, timbrava e poi se ne andava in palestra o a farsi le lampade. Condannato per truffa aggravata, aveva risarcito al comune 3.000 euro per i danni d'immagine arrecati all'ente. Una lezione che evidentemente non gli è bastata. È emerso che il dipendente su 10 osservazioni per 8 volte, benché timbrasse la sua presenza in servizio, si assentava dallo stesso recandosi a casa, sostanzialmente una volta mi pare in palestra. Anche stavolta a suo carico un procedimento disciplinare, uno penale e uno alla Corte dei Conti. Nel caso del procedimento penale il nostro nucleo di polizia giudiziaria provvederà, se non ha già provveduto peraltro, a denunciare il dipendente alla Procura della Repubblica per appunto il reato di truffa, mentre noi abbiamo già provveduto a inviare tutti gli atti alla Procura della Corte dei Conti per il risarcimento del danno all'immagine all'amministrazione. Michelin è stato convocato dal dirigente per il 20 febbraio, darà la sua versione dei fatti, ma la strada imboccata è quella del licenziamento. È la prima applicazione della legge Madia, il dirigente del settore personale
ha ravvisato la mancanza della persona nei luoghi del comune. Dopo aver timbrato il cartellino ha operato la sospensione dal servizio. Chi sbaglia paga, soprattutto anche perché lavorando in un luogo pubblico è necessario anche che venga preservata l'immagine del comune. Le persone che vengono qui lavorano, danno le loro energie lavorative con dedizione e passione, non è giusto che vengano accomunate a, tra virgolette, furbetti del cartellino. Di nuovo a Venezia adesso, centro storico con le segnalazioni di alberghi fantasma, tra virgolette, alberghi senza reception, senza assistenza in zona San Marco, con turisti obbligati a vagare per le calli. Il caso è finito anche in un esposto alla polizia locale che sta indagando, e sulla vicenda interviene anche il comune Ca' Farsetti, che dice a presto una raffica di controlli. Il problema fondamentalmente è che quando l'offerta è troppa ed è incontrollata si verificano queste cose qua. Se c'è qualcosa che a Venezia non manca sono gli alberghi, e in un'offerta che spazia dal lussuoso hotel a 5 stelle al bed and breakfast di fortuna, ora la città può vantare anche un'altra specialità, l'hotel fantasma. Chi prenota via internet il soggiorno in laguna può infatti provare la brutta sorpresa di trovarsi davanti ad una porta chiusa, magari con un cartello che indica un altro indirizzo, e la variante caccia al tesoro, trascinando bagagli per calli e campielli, cartino navigatore satellitare del cellulare alla mano, si parte alla ricerca del posto dove dormire. L'ultimo episodio è finito con un esposto alla polizia municipale sull'attività di una catena di 4 alberghi a 3 stelle in zona San Marco, alcuni senza personale di reception. La problematicità risiede sempre nel controllo. Voi sapete che noi ci stiamo adoperando e abbiamo già l'anno scorso fatto un'operazione con la Guardia di Finanza per intercettare quello che è l'esercizio abusivo, e i controlli comunque continuano ad essere fatti e cerchiamo di dare sempre un'offerta consona a quella che è il blasone della nostra città. Nella sterminata offerta ricettiva veneziana, il numero di posti letto ha oramai superato la popolazione residente in centro storico, c'è di tutto e non sempre in regola. In effetti i controlli dell'ultimo periodo hanno scoperto anche strutture in nero di ogni genere, dal bed and breakfast con maggiordomo al dormitorio di fortuna. Di nuovo nel Padovano con la cronaca di un terribile incidente, un camionista che tampona con il suo tir un'auto e la scaraventa contro un'altra vettura che arrivava dal senso opposto. Una donna grave, in ospedale. Io stavo venendo da Cittadella verso Padova, una signora con una 500 doveva girare a sinistra per andare via in Montecigio, a Curtarolo. Dietro c'era un camion che probabilmente non è riuscito a scansarla o a evitarla e l'ha tamponata. Lei aveva le ruote girate, come lui l'ha lanciata in alto, l'ha spinta, me l'ha buttata addosso a me che ci pregiungevo. E così ci siamo fermati tutti. Lei se l'è trovata addosso? Sì, ma è una cosa di frazioni di secondo proprio. Una bomba? Una bomba addosso. È il giorno del mio compleanno. Che bello, eh? Dovevo festeggiare stasera e andate così. Così Gildo Gallocchio, 65 anni, proprio oggi residente a Cartura, coinvolto nell'incidente stradale che si è verificato attorno alle 13 lungo la statale 47 Valsugana, Pieve di Curtarolo. L'uomo era al volante di questa Toyota andata praticamente distrutta, entrambi gli airbag sono scoppiati, ma fortunatamente per lui solo qualche botta. Molto gravi invece le condizioni della 35enne del posto al volante della 500 bianca, finita addosso al cassone del tir guidato da un camionista lituano che l'ha tamponata. Non si esclude tra le cause l'alta velocità del mezzo pesante. Sul posto era giunto anche l'elisoccorso, ma vista la difficoltà a spostare la ferita si è preferito trasportarla con l'ambulanza all'ospedale di Cittadella. Per i rilievi gli agenti della locale di Curtarolo che hanno regolato il traffico bloccato per diverso tempo lungo l'arteria, code di chilometri in entrambi i sensi di marcia. Ed ora il caso Fondazione Cassamarca, siamo nel Trevigiano dopo il botta e risposta di questi giorni fra Luca Zaia, governatore Luca Zaia, Dino De Poli e Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, le parole di Giampaolo Gobbo, nominato un mese fa nel Consiglio di amministrazione e attuazione dell'ente, non senza polemiche. L'ex sindaco di Treviso invita tutti ad abbassare i toni, ma è chiaro sul futuro dell'ente, servono delle verifiche.
Dobbiamo abbassare i toni, tutti debbono abbassare i toni per trovare appunto le migliori soluzioni per la città. Rompe il silenzio Giampaolo Gobbo nella veste di neoconsigliere di Fondazione Cassamarca e decide di farlo proprio perché, per dirla alla Shakespeare, intorno a Caspineda c'è molto rumore per nulla. Ad iniziare dalla dirigenza De Poli, che alcuni definiscono scomoda e soprattutto datata, chiedendo al Presidente di farsi da parte. Bisognerà chiederlo a lui questa cosa. Io so che comunque la scadenza naturale sarebbe il 2018, e il 2018 manca un anno circa, quindi io credo che non siano queste le problematiche. Io credo invece che ci si debba capire, trovare e discutere appunto su come si vuole andare avanti. Già, perché il vero nocciolo sono gli impegni di fondazione inversamente proporzionali alla capienza di conti correnti, decisamente più vuoti rispetto agli anni d'oro del sistema bancario delle rendite da Unicredit. Penso che anche per fondazione sia il momento di riverificare determinate situazioni. Non dico assolutamente di chiudere o di cambiare, ma di riverificare determinate situazioni. Indicazione chiara verso gli atenei sul fronte stipendi ai docenti a San Leonardo, ma anche verso tutto quel volontariato che sperava su Oboli ed Elargizioni. Capitolo diverso per gli immobili, per i quali ci sarebbero trattative importanti, soprattutto per quelli di maggior pregio, come ad esempio Villa Franchetti, dove storia veneta e cultura enologica potrebbero avere un'adeguata sede istituzionale. Tutte prospettive che partono da un dato chiaro. Adesso è evidente che ci sono momenti nei quali bisogna anche capire e verificare quali sono ancora le possibilità di fondazione. Una visione pratica che si estende anche sul versante politico. Gobbo è consapevole che le dimissioni del consigliere Pagotto e gli attacchi a De Poli, del consigliere Antonini e del sindaco Manillo sono in realtà rivolti a lui. Certo che su certi attacchi potrei rispondere in tantissime situazioni, anche perché se si parla ad esempio dei rappresentanti della Lega, i rappresentanti della Lega sono i rappresentanti del territorio. Questo passo che sono stato chiamato a fare sia molto importante, nel senso che certamente ci si mette ancora in gioco perché questa istituzione è dei cittadini trevigiani e se vediamo quello che è stato fatto io credo che sia sempre nel positivo. Rimaniamo nella Marca con un cimitero sotto assedio di ladri e vandali. Accade a Salvarosa di Castelfranco. Mio figlio del Brasile mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che è successo, non so niente, che esempio, un'agitazione qua, che robe. La notizia degli atti vandalici al cimitero di Salvarosa Castelfranco è arrivata anche oltreoceano. Qui incontriamo gente esasperata. Ogni giorno ci raccontano ci sono furti, vandalismi, dispetti. Questo camposanto è sotto assedio. Ogni giorno vengo 4 ore mamma e vedo sempre che i fiori ribaltati o chi mi porta via i fiori, me la porta via anche a me i fiori adesso. Anche della biancheria ho trovato 3-4 maglie dentro i fiori di mia madre. Fazzoletti sporchi, carta sporca. E tante volte arrivo alla lapide e trovo anche un sacchetto di immondizia. Biancheria intima, sporca, di tutto e di più. Per terra c'era conserva, c'erano il giorno dopo tortellini, c'era un barattolo di ketchup, c'era tutta la tomba sporca di cioccolato e un paio di pantaloni avvolti nel masso di fiori dove è sepolto mio papà. È deprecabile, non ho termini per definire un atto così. Nel cimitero ci sono le telecamere di videosorveglianza, ma ci fa sapere il sindaco Marcon, i vandali, oltre ad aver rotto i vetri della chiesetta, si sono pure rubati il videoregistratore, quindi niente immagini. Qualcuno deve fare qualcosa perché non è possibile andare avanti così. E anche da mio suocero hanno rovinato la tomba e non lo so, ce l'hanno su con qualcuno, non sembra, perché rompono di qua, rompono di là e a questo punto no, non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa. Bisogna far funzionare le telecamere e punire chi che ha fatto il disastro, perché così è impossibile, insomma, acciapparsi anche con i cimiteri. Dalla Marca trevigiana a Palazzo Ferrofini a Venezia, dove il consigliere regionale Sergio Bernato fa chiarezza sulla assunzione della moglie al Parlamento europeo durante il periodo in cui era deputato. Dice tutto in regola e alla luce del sole.
Stiamo parlando di un contratto stipulato dal Parlamento europeo nel 1999, nel pieno rispetto della legge, nel pieno rispetto del regolamento comunitario. Intende fare chiarezza una volta per tutte il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Sergio Berlato riguardo la polemica di questi giorni circa l'assunzione al Parlamento europeo della moglie Nicoletta Brigato durante il periodo nel quale lui ricopriva la carica di deputato. Nel 1999, nel rispetto della legge e nel rispetto del regolamento comunitario, il Parlamento europeo ha sottoscritto un contratto con mia moglie Brigato Nicoletta. Nulla di strano, nulla di illegale, nulla di illegittimo. Tutto alla luce del sole, tra le altre cose, per regolamento europeo, tutti i collaboratori dei deputati devono essere pubblicati sul sito internet del Parlamento europeo, quindi tutto alla luce del sole. Una vicenda che si è interamente svolta alla luce del sole, tirata fuori ad arte, ha sottolineato lo stesso Berlato, per tentare di screditarmi, di delegittimarmi come risposta alle mie battaglie per la legalità in Veneto. Anzi, i mandanti, ha aggiunto, probabilmente provengono da ambienti vicini alla regione, visto che presto potrebbero esserci altri scandali. Mia moglie fa parte del mio staff dal 1989, pensate quanta pazienza ha avuto in tutti questi anni, e continua a far parte del mio staff perché organizza la mia campagna elettorale e il mio rapporto con il territorio. Tutto legale, tutto nel rispetto della legge, così come è mia abitudine fare. Ed ora una brevissima pausa pubblicitaria. TG del Veneto, rieccoci in studio, andiamo a Padova con la storia di Maximilian Sontacchi, un disabile al 100% che però per dimostrare di essere un disabile al 100% deve passare una vera odissea. Vediamo. Devo tirare giù l'ufficio per farmi arrestare dalla polizia perché non vogliono rinnovarmi il tagliando disabili perché il medico di base non mi manda il certificato della mia situazione nel 2017, stiamo scherzando. Mi arresti subito, per favore. Mi arresti subito. Che succede? Che sto tirando giù l'ufficio perché non vogliono farmi il rinnovo disabili perché il medico di base non manda il certificato della mia situazione. Io non cammino da 11 anni, secondo lei cambia? Ok, e sta cosa deve cambiare. Ce l'ha quello permanente? Permanente, ogni 5 anni mi devono fare il certificato. Sì. Ok, vengo qua con la mia legge 104. Una storia che ha dell'incredibile, monta la rabbia, pur non essendo coinvolti direttamente. Lui è Maximilian Sontacchi, 28enne padovano, da più di 10 anni su una sedia a rotelle dopo un terribile incidente in moto, disabile al 100%, irreversibilmente. Eppure, per rinnovare il pass disabili serve il certificato medico che attesti che lui è davvero disabile, che attesti che lui davvero, veramente non si può alzare da quella sedia a rotelle. Non poteva farlo ieri, non può farlo oggi, ma sai mai, forse, secondo chi gestisce l'ufficio della ZTL di Via Vicenza a Padova, Maximilian domani potrà saltare come un leprotto e allora, per essere proprio sicuri, ci vuole il certificato del medico che dichiari che lui, no, è davvero bloccato sulla sedia. È un'ingiustizia, prima di tutto, anche se io sono autosufficiente e faccio quello che faccio, mi sono messo a piangere perché mi sono sentito mancato di rispetto, mi sono sentito offeso come se facessi finta. E poi odio l'ingiustizia. L'assurdo è che Max, come si fa chiamare dagli amici, è uno che seppur disabile non ha perso occasioni per mettersi in gioco, ha partecipato a programmi televisivi, guida una moto, un'auto, un furgone e abbiamo visto che non si è lasciato certo intimorire da questo ridicolo eccesso di zelo dei pubblici uffici di Padova. Ho fatto tutto questo perché se non facciamo così non ci ascolta nessuno. Qui leggi e burocrazia, signori miei, non c'entrano proprio niente. Qui si ha a che fare con persone che hanno lasciato il buonsenso all'altro capo del mondo. Cambiamo argomento, si è spento all'età di 84 anni il bellunese Beppi Zanfron, straordinario fotografo di emozioni che immortalò la tragedia, il dramma del Vajont. Negli scatti e le parole del governatore Luca Zaia, il suo ricordo. Quella notte i fari della sua 600 si spensero dinanzi alla mostruosa maestosità delle prime macerie. Arrivato di corsa da Belluno, di lì in avanti proseguì a piedi, armato solo della sua macchina fotografica. Mentre con una mano inseriva la pellicola, con l'altra si faceva strada tra i cadaveri per capire cosa fosse accaduto. Il primo a raccontare il Vajont fu Beppi Zanfron, scomparso oggi all'età di 84 anni. Molto più di un fotoreporter, lo ricorda il presidente Luca Zaia. Sensibilità, umanità, amore per il suo lavoro e la sua
sua terra che ne hanno caratterizzato la vita intera. Belluno e il Veneto perdono un poeta della cronaca dell'immagine, dice il governatore. Zanfron, eccolo in uno scatto insieme a Tina Merlin, fu il fotografo del Vaillant, quella furia d'acqua e rocce che causò la morte di 1910 persone la notte del 9 ottobre del 1963. Pathos e partecipazione umana nelle foto di Bepi, scatti che fecero il giro del mondo, racconti delle vicende dei monti negli anni a seguire. I tempi sono cambiati, dice ancora Zaia, ora il web ha reso tutto velocissimo ma anche superficiale. Le foto di Bepi stampate nella camera oscura erano un altro mondo, migliore. Al figlio Luca, allora bimbo, in quei giorni raccontò solo il com'era prima e dopo il Vaillant. Utilizzava i suoi scatti, dove quello che era perso per sempre restava per sempre. E con il ricordo di Bepi Zanfron si chiude questa edizione del TG del Veneto. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Prosegue il tempo stabile, qualche nube ma sarà del tutto innocua. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto parziale nuvolosità che riguarda oggi gran parte della nostra regione. Cielo a tratti coperto ma non sono attese piogge se non qualcuna debole e a carattere isolato. Temperature massime tra 5 e 8 gradi, valori minimi invece previsti intorno allo 0 o ai 2 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, tempo stabile e soleggiato, salvo una diffusa e parziale nuvolosità, locali addensamenti sul Pordenonese e sull'Udinese, ma senza fenomeni. Temperature massime intorno ai 6-7 gradi, valori minimi sullo 0 o meno 1. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, parziale nuvolosità su tutta la regione ma con ampie schiarite soleggiate. Temperature massime intorno ai 5-7 gradi, minime invece intorno a 1 o 3 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti saranno moderati da nord-est, localmente forti sulla laguna di Venezia. Questo aggiornamento è giunto al termine, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.